tecnico che stava effettuando un sopralluogo sul tetto del teatro Momo a Mestre è morto precipitando da un lucernario. Aveva 45 anni, abitava a Mira, lascia la moglie ed un figlio. Rabbia e cordoglio per l'ennesima morte sul lavoro. A Mestre, sindacati e partiti di opposizione chiedono con forza più risorse per la sicurezza sul lavoro. Giovedì sciopero e presidio al Vega. Occorre un intervento forte da parte dello Stato, anche l'Esercito, così il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Borghetto commenta le ultime risse tra stranieri avvenute a ridosso del centro della città. Doveva scontare più di un anno di reclusione in carcere per molestie sessuali e lesioni personali gravi. I carabinieri di Spinea hanno arrestato un serbo di 41 anni. Maxi frode all'Europa con i fondi del PNRR, ci sono i nomi degli indagati, tra cui l'ex campione di sci Alex Mair, accusato insieme ad una donna di essere a capo dell'organizzazione smantellata. Beppe Caccia, coordinatore di Mediterranea Saving Humans contro il governo e Unione Europea dopo l'attacco subito dalla nave Mare Ionio, un fatto grave senza precedenti. Domani sera torna la corsa notturna di Venice Marathon alla scoperta di una Venezia meno nota, già da un paio di mesi esaurito il numero di pettorali, atleti iscritti anche dall'estero. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la notizia dell'ennesima morte sul lavoro. Un tecnico che stava effettuando un sopralluogo sul tetto del teatro Momo di Mestre è morto precipitando da un lucernario. Aveva 45 anni ed abitava a Mira, lascia la moglie ed un figlio. Sono quasi le 2 del pomeriggio quando il corpo di Mattia Di Tadi lascia il teatro Momo di Mestre. Le indagini sulle cause dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita rimangono coperte dal più stretto riserbo. Di certo c'è che Venezia e il Veneto piangono un'altra morte sul lavoro. Di Tadi era tra i responsabili per il nord-est di Richip, una grossa azienda che offre tra l'altro diversi servizi di manutenzione degli edifici. Sarebbe caduto da un lucernaio che forse ha ceduto attorno alle 10:30 di mattina, mentre assieme a dei tecnici comunali era impegnato in un sopralluogo per delle infiltrazioni sul tetto. Aveva 45 anni e viveva a Oriago di Mira. Appresa la notizia, il sindaco Marco Dori ha immediatamente espresso il cordoglio del comune. Io non ho dirette conoscenze, però in queste ore sono già arrivate delle telefonate di persone che lo conoscevano, molto anche loro spiazzate, tristi, perché è un ragazzo che si faceva veramente voler bene da tutti. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti lo Spisal, i carabinieri e la polizia locale. Per tutta la mattina l'intero isolato è stato recintato da via Dante a via Cappuccina. Di Tadi era sposato con un figlio. Penso che in questi momenti l'unica cosa che possiamo fare è veramente pensare a chi purtroppo non potrà più avere questo affetto, e a loro, alle famiglie, ai parenti, veramente il nostro più vicino cordoglio. Rabbia e cordoglio per l'ennesimo infortunio sul lavoro. Sindacati e partiti di opposizione chiedono con forza più risorse per la sicurezza sul lavoro. È l'ennesimo incidente sul lavoro, cioè ho i brividi. Pensare che stavo organizzando una manifestazione per il giorno 11, che abbiamo 4 ore di sciopero sulla sicurezza, sembra una cosa che non finisce mai. Cioè veramente sono senza parole. Segretario generale della UIL del Veneto, Roberto Toigo ha l'ufficio vicinissimo al teatro Momo ed è stato tra i primi ad arrivare sul luogo in cui ha perso la vita Mattia Di Tadi, precipitando durante un sopralluogo al tetto dell'edificio. Negli stessi istanti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, impegnato in una conferenza a Palazzo Ducale, invitava ad un minuto di silenzio, esprimendo il più profondo cordoglio a nome di tutta la città. Il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, invece è durissimo. Non servono i minuti di silenzio, non serve il cordoglio, servono azioni concrete. L'obiettivo deve essere infortuni zero e tutti dobbiamo chiedere di questo conto alle nostre istituzioni. Nel solo 2022, nella sola provincia di Venezia, quasi 1000 persone hanno riportato un danno permanente a causa di un infortunio sul lavoro e 24 sono morte. Giovedì 11 aprile, CGIL e UIL hanno dichiarato uno sciopero generale con un presidio alle 14:30 di fronte alla sede di Confindustria al Vega. Monica Sambo ha ricordato che una mozione per la richiesta di più risorse per la sicurezza sul lavoro era stata presentata diversi mesi fa in comune e non è ancora stata discussa. Servono ispettori negli Spisal,
servono maggiori controlli, serve una possibilità di fare prevenzione e formazione del personale perché tragedie di questo genere non si ripetano. Secondo i consiglieri regionali Daim, Zottis e Montanariello, fa riflettere che l'incidente si sia verificato in un luogo di proprietà del comune, dove misure e attenzioni per la sicurezza dovrebbero fare da modello per tutti. Un'osservazione analoga arriva anche dalla deputata Rachele Scarpa. Erika Baldina del Movimento 5 Stelle ricorda che lo scorso dicembre la maggioranza in regione ha bocciato una sua richiesta di rafforzamento dell'organico degli ispettori Spisal. Ed ora la cronaca con le ultime recenti risse a ridosso del centro. Corre un intervento forte da parte dello Stato, anche l'esercito, così il presidente di Confcommercio di Mestre. Sentiamo. Le risse che si sono verificate in centro a Mestre tra gruppi di bengalesi rappresentano l'ultima emergenza con cui deve fare i conti una città che da tempo ha messo la richiesta di sicurezza tra le sue priorità. Il fatto che si tratti di un problema comune ad altri centri italiani, secondo Massimo Borghetto, presidente di Confcommercio Mestre, non deve far dimenticare le zone che destano preoccupazione anche qui. D'altronde qua arrivano qua come arrivano da altre parti decine di immigrati, di etnie diverse, che prima o dopo questa gente va allo scontro, succede qualcosa. Noi in questo momento lo stiamo subendo così, però non sappiamo neanche in che modo intervenire, o interviene l'esercito o qualcuno mandato dallo Stato, altrimenti il vigile. Se da un lato deve esserci un intervento risoluto delle istituzioni, è anche vero che ognuno può offrire il suo contributo per risolvere questa situazione. Borghetto parla per la sua categoria, si rivolge a chi può avere la tentazione di mollare. Il commerciante dovrebbe anche dare una mano da questo punto di vista, perché è proprio quando non c'è nessuno aperto che si creano le situazioni o i luoghi dove può succedere qualcosa. Io credo che dovremmo darci un po' una mano tutti quanti, perché io personalmente posso solo che denunciare la cosa, ma la bacchetta magica ovviamente non ce l'ho. Però da qua a dire vabbè allora chiudiamo tutti i negozi e lasciamo in mano la città alla delinquenza, e non è così. 3 banditi sono stati arrestati dai carabinieri di Padova dopo che sotto effetto di alcol e droga hanno seminato il panico e rapinato una tabaccheria. Un pomeriggio di ordinaria follia, seminando il panico tra le province di Venezia e Padova. 3 banditi sono stati arrestati dai carabinieri di Padova dopo aver commesso una rapina a Vigonza, rubato una carta di credito e minacciato con una pistola dei passanti. In manette un 32enne residente a Mira e 2 romeni di 36 e 31 anni. Hanno guidato per ore sotto l'effetto di alcol e droghe. Hanno seminato il panico sostanzialmente in alcune località della provincia di Padova e anche della provincia di Venezia, perché si sono, oltre a perpetrare un furto aggravato su un'autovettura in sosta e la rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Vigonza, hanno poi avvicinato delle persone che erano alla guida di autovetture piuttosto che a piedi e le hanno di fatto così spaventate e minacciate impugnando la pistola. A bordo di una Mercedes classe C nera con il volto coperto hanno prima affiancato un giovane a piedi a Mira e con la scusa di chiedere informazioni l'hanno terrorizzato puntandogli contro una pistola, poi rivelatasi falsa. Poi sono arrivati a Vigonza, dove hanno fatto irruzione in una tabaccheria. Il negoziante ha reagito e i 3 sono scappati con numerosi pacchetti di sigarette. Mezz'ora dopo il terzetto a Borgorico, nell'Alta Padovana, ha scassinato un'auto in sosta rubando una giacca con un bancomat da cui hanno prelevato 500 euro. La folle corsa è proseguita a Selvazzano, dove nel parcheggio del supermercato lì hanno avvicinato una donna in macchina con la figlia piccola e l'hanno minacciata con la pistola. Dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto al 112, al numero di emergenza, siamo riusciti a ricostruire tutti gli spostamenti di questa macchina, una Mercedes classe C di colore nero, con i 3 soggetti a bordo che si aggiravano per la provincia di Venezia e la provincia di Padova a perpetrare alcune tipologie di reati, travisati e impugnando una pistola che poi si è rivelata essere una pistola scacciacani. Grazie alle segnalazioni finali di testimoni che hanno notato i 3 uomini litigare in un parcheggio
parcheggio di Rubano e alle rilevazioni del sistema Targa System che segnalava i passaggi dell'auto, i carabinieri hanno ricostruito il tragitto e fermato i 3 malviventi che sono stati arrestati per rapina, resistenza, furto e danneggiamento. Doveva scontare più di 1 anno di reclusione in carcere per molestie sessuali e lesioni personali gravi. La scorsa settimana i carabinieri di Spinea hanno arrestato un serbo di 41 anni residente in provincia di Padova sul quale pendeva un provvedimento di cattura internazionale, e nei giorni scorsi invece i militari della stazione di San Marco, nel corso di un controllo a Venezia, hanno sorpreso 5 senegalesi impegnati nella vendita ambulante senza autorizzazioni. I carabinieri hanno sequestrato la merce ed elevato sanzioni per 26.000 euro, invitando i commercianti ad allontanarsi dall'area. E torniamo ora sulla notizia della maxi frode all'Europa con i fondi del PNRR. Ci sono i nomi degli indagati. C'è anche l'ex sciatore altoatesino Alex Mayer tra le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura europea, che ha scoperto la maxi frode messa in atto dall'organizzazione che avrebbe intercettato illegalmente fondi pubblici per 600 milioni di euro all'Europa e all'Italia e che ha portato a 24 misure cautelari. Originario di Bressanone, residente in provincia di Verona, ha diversi precedenti con la giustizia. Nel 2022 fu accusato dal Tribunale di Ferrara di riciclaggio e falso e nel 2007 patteggiò a Bolzano per un caso di auto a noleggio sparite all'estero. In precedenza, nei primi anni 2000, sarebbe stato anche arrestato per droga. Il 54enne è stato bloccato in Slovacchia nei giorni scorsi con una donna di origine ucraina, arrestata anche lei, oltre all'albanese residente sempre nel veronese Tana Smitri, classe 79, e a Roberto De Chiara, classe 69. Sono loro i 4 di Verona. Mayer, insieme alla donna, sono accusati di essere al vertice del gruppo che avrebbe gestito la rete di false società, costituite appositamente per acquisire fondi in modo illegittimo. Prima quelli del PNRR dedicati alla digitalizzazione, poi quelli per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese. In tutto 8 persone in carcere, 14 ai domiciliari. Tra gli altri arrestati in Veneto ci sono il 46enne Federico Bianchi di Rovigo, il 71enne Franco Enrico Borghi, residente a Brescia, arrestato a Treviso. L'interdittiva del divieto di esercitare ha invece raggiunto il professionista 71enne Franco Mazzarotto di Jesolo. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, tra gli indagati una coppia di prestanome residente in provincia di Udine, 61 anni lui, 44 lei. Ai domiciliari invece Yevgeniva Ovgenko, ucraina dell'80, residente in provincia di Udine, e il goriziano 79enne Francesco Furlan. Dal molo di Pozzallo il veneziano Beppe Caccia, coordinatore di Mediterranea Saving Humans, torna a parlare dell'attacco subito dalla nave. Dal porto di Pozzallo in Sicilia, dove attende lo sbarco dei migranti, per fortuna tutti sani e salvi, dalla nave Mare Ionio, il veneziano Beppe Caccia, coordinatore di Mediterranea Saving Humans, dice: siamo a Pozzallo sul molo del porto che è stato assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco delle 58 persone soccorse ieri pomeriggio in acque internazionali dalla nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans. Mentre stavamo procedendo al soccorso, come sapete, c'è stato il violento intervento delle milizie della cosiddetta Guardia Costiera libica che hanno sparato contro i nostri soccorritori. A bordo anche il trevigiano di Moriano Veneto, Danny Castiglione, capo missione. Si tratta di un episodio di una gravità senza precedenti. Sono stati numerosi i casi di interferenza, di manovre pericolose da parte delle motovedette libiche che hanno messo in questi anni numerose volte a rischio la vita dei naufraghi, ma non c'era mai stato un episodio appunto di attacco diretto con armi da fuoco. Immagini forti quelli di ieri pomeriggio. Caccia si schiera contro le scelte del governo italiano e anche dell'Europa. C'è una responsabilità politica precisa da parte del governo italiano, le motovedette di Tripoli, i miliziani che sono a bordo sono finanziate e sostenute dal nostro governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea e sono vere e proprie bande criminali che violano ogni giorno i diritti fondamentali delle persone in movimento, dei migranti. Sono
bande criminali che violano, come si è visto ieri nel nostro caso, sistematicamente il diritto internazionale marittimo e umanitario. Il sostegno dell'Italia, il sostegno dell'Unione Europea a queste milizie di criminali deve finire. È quello che chiediamo, si interrompa ogni rapporto. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Domani sera alle 21 la partenza della corsa di Venice Marathon dedicata alla scoperta di una Venezia meno nota. Sono oltre 5.000, raggiunto già da mesi il tetto massimo di iscrizioni previsto, gli atleti che domani sera alle 21 con partenza e arrivo al Terminal Crociere 123 del porto di Venezia parteciperanno all'8ª edizione del Venice Night Trail, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi della grande famiglia di Venice Marathon. Correranno di notte per Venezia con una torcia sulla fronte. 16 km con 51 ponti che percorrono tutta la città, partendo dalla zona portuale dove c'è la stazione passeggeri, e in senso orario percorre tutta Venezia passando per il Ghetto, le Fondamenta Nuove, la zona di San Giovanni Paolo, l'Arsenale, fino al Giardino della Biennale, e poi si viene a ritroso. Il villaggio gara sarà inaugurato domani a mezzogiorno, alle 21 poi il via alla corsa. L'atleta panettiere Nicolò Petrin a caccia della 5ª vittoria consecutiva. Gli atleti sanno che i trail devono essere rispettosi della gente, perché corrono in mezzo alla gente e sanno che la gente, siano residenti, siano turisti, hanno precedenza. Quindi i partecipanti sono stati edotti, ma sono comunque preparati a usare tutte le cautele per svolgere la loro gara. Si tratta del primo appuntamento con Venice Marathon del 2024. Accogliere con simpatia questi partecipanti che da parte loro faranno di tutto per non arrecare disturbo. Quanti saranno i volontari in campo? Penso a non meno di 300-400. La corsa si svolge tra Ponticelli, Callette, Campielli, Fondamente, Calli, e quindi ci sarà un cordone di assistenza e di appoggio anche con strumenti luminosi. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali dedicata alla provincia di Venezia. Grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Nel weekend si rafforza l'alta pressione, bel tempo e valori termici decisamente oltre la norma, tipici della tarda primavera o di inizio estate. Il dettaglio di sabato 6 aprile. Sul Veneto tanto sole e cielo in prevalenza sereno, probabili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde, precipitazioni assenti. Temperature in aumento, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 18 e 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo velato, salvo addensamenti in genere innocui in corrispondenza dei monti. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime sui 18-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile e prevalentemente soleggiato. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime intorno ai 24-25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.